Ritorniamo sul tragico incidente che è avvenuto domenica notte, nella notte tra sabato e domenica, lì all'incrocio di Capasqua, dove ha perso la vita, appunto l'abbiamo riportato ancora ieri, Daniele Tenchella, il ragazzo di 30 anni che era appunto operava con la famiglia nel ristorante Adriatico che c'è nel campeggio Adriatico a Sottomarina. Allora abbiamo una piccola ricostruzione fatta così, ovviamente senza nessuna, diciamo, sempre un'ipotesi diciamo, ricostruzione dell'incidente. Allora, innanzitutto ci sono 50 metri di frenata praticamente, quindi dalla strada che viene da Cavarzere. Appunto Daniele stava facendo un giro, aveva lavorato fino alle mezzanotte, quasi 11, 11 e mezza nel ristorante di famiglia, e poi era andato a fare un giro con un'amica in pratica e stava facendo quel percorso, evidentemente sicuramente il percorso ed era una velocità sicuramente elevata, tanto è vero che ci sono 50 metri di frenata in pratica, poi ha sfondato il guardrail, ci sono altri 15 metri di argine in pratica, è finito in acqua. Lì, anche se il vigile del fuoco Terry Costa si è un po' sminuito, dice beh, magari usciva anche da sola, gli ha salvato la vita alla ragazza, gli ha salvato lui perché la macchina si stava inabissando. Ho saputo, chiesto appunto a alcuni diciamo persone pratiche di queste macchine e mi dicono che ormai le macchine elettriche tutte quante quando vanno in acqua praticamente non è possibile tirare giù il vetro ed è difficile anche aprire la portella in pratica, e quindi loro quando sono andati in acqua poi erano coscienti, praticamente si sono sganciati entrambi dalle cinghie, dalle cinture di sicurezza, e la ragazza, il Terry Costa, il vigile, che ancora una volta è giusto sottolinearlo, voi sapete che faccio i bagni in mare d'inverno, no? Ma un conto è andare in spiaggia, prepararsi, fare due flessioni, scaldarsi un attimo, andare in acqua, stare in compagnia eccetera. Altro conto in piena notte, tu sei di notte a casa nel tuo letto che stai dormendo, sei svegliato da un frastuono, ti precipiti fuori, vedi questa macchina in acqua, ti butti in acqua e cerchi subito, gli ha aperto il portabagagli, probabilmente la macchina era, e ci sono anche le foto un po' dei vigili del fuoco, era ancora che galleggiava perché all'interno c'era ancora la bolla d'aria. Nel momento in cui è stato aperto il portabagagli, la ragazza che si era agganciata è riuscita a uscire fuori dalla macchina e si è salvata. Invece il povero Daniele, anche probabilmente per la sua mole fisica, era un ragazzo molto robusto, probabilmente non è riuscito a scavalcare lì un attimo e praticamente non ce l'ha fatta. La macchina era una macchina recente, un 2018, un 2019. Ieri avevo detto che era una BMW, invece no, è un Audi A4 Station Wagon in pratica. E c'è un altro particolare che abbiamo saputo, che insomma noi lo diciamo, ci sembra pertinente col discorso dell'incidente. Ancora l'anno scorso Daniele aveva avuto un altro incidente con un'altra macchina da solo, in pratica aveva distrutta completamente, e quindi insomma, ci dispiace un po' dirlo perché insomma potrebbe dare una cattiva luce diciamo a quello che è successo, però purtroppo è una cosa che fa parte della notizia e bisogna assolutamente dirlo. Non si può, a mio avviso non possiamo fare a meno di evitare di dare questa notizia, insomma. Niente, questo è tutto. Purtroppo è stata una Pasqua Paschetta abbastanza tragica perché sapete ci sono state le 3 morti della famiglia Spiga, che ci sarà il funerale mercoledì al mercato di Tivoli Grosso. C'è stato quel ragazzo che ha perso la vita da solo a casa, in quella casa che abitava lì alla Fossetta, quel Roberto Pagan. C'è stato l'altro signore di 65 anni, via Ionio, il signore Giuliano Barcheri, poverino, ha mancato anche lui in pratica. Adesso anche questa, diciamo, chiamiamoci fortunati perché almeno domenica diciamo, la tragedia ha coinvolto solo una persona, perché se non c'era, ripeto, l'intervento del vigile del fuoco Terry Costa, probabilmente staremo a piangere 2 giovani. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA,
il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.yodabroker.it. In arrivo dopodomani a Chioggia il 3 di aprile la delegazione giapponese della città di Shiogama, con ritrovo sotto i ciliegi in fiore al Sagraeto donati dalla delegazione stessa quando venne a Chioggia 9 anni fa. L'incontro proseguirà poi alle 15 in municipio in Sala Lampadari con il saluto da parte del sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il saluto di apertura da parte del direttore dell'Associazione di Amicizia Chioggia Shiogama e verrà inoltre portato un messaggio da parte del sindaco di Shiogama. Dopo il racconto di come si è sviluppata l'amicizia tra le due città di mare da parte di Otello Giovanardi, facente parte dell'Associazione di Amicizia, si farà un passo successivo in questo bel rapporto. Il momento conviviale si terrà il giorno 4 presso l'ENAIP, quando verranno degustati i prodotti tipici chioggiotti e giapponesi. Queste 2 giornate saranno un'occasione per scambiare conoscenze e impressioni tra i 2 gruppi di amici che vivono nelle 2 città, uniti grazie all'associazione di amicizia Chioggia Shiogama. Le 2 città hanno vari punti in comune nonostante la distanza che le divide. In questa occasione si intendono divulgare conoscenze e valorizzare la gastronomia locale giapponese tipica che in Italia si sta diffondendo ma che vede la mancanza di una conoscenza delle origini e della cultura da cui deriva. In quest'ambito, il giorno 4 di aprile dalle 15 alle 17 si terrà un incontro a Palazzo Grassi in cui il tema saranno le ostriche, il ripristino dell'habitat a ostriche, il titolo che vedrà interventi che parallelamente discuteranno sul tema a Chioggia e a Shiogama, grazie anche alla collaborazione dell'Università di Padova che a Palazzo Grassi ha la sua sede e di ISPRA. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Ricorderete che abbiamo appunto pubblicato quella aggressione che ha compiuto quel signore Maurizio Spadoni, un signore senza fissa dimora, che ha praticamente ferito con una forchettata un agente di polizia di Stato qua del commissario di Chioggia, e in seguito, che è andata bene perché avrebbe potuto, se fosse stata un po' spostata, creargli delle lesioni permanenti, se no ucciderlo, perché lì c'è la vena, quella dovrebbe essere quella della carotide, che se per caso viene tagliata quella, in un attimo te ne vai, è difficile riuscire a salvarsi. E in seguito a questo fatto è stato subito processato per direttissima e deve ancora fare il processo, ma nel frattempo è stato dato, non so se è giusto definirlo DASPO, comunque c'è il divieto di avvicinamento nel Veneto, perché lui in realtà non era originario di Chioggia, nel senso che la mamma era chioggiota, è chioggiota, credo che sia ancora viva, ma purtroppo per lui, onestamente, non essendo residente a Chioggia, non aveva il diritto di rimanere a Chioggia, infatti c'ha l'allontanamento da Chioggia. Purtroppo però, per motivi, questo ragazzo, questa persona è un po' così, insomma, è un po' sui generis, diciamo così, e continua a tornare a Chioggia. Quando la polizia si accorge lo ferma, lo denuncia, e quindi questo va a accumulare le denunce che avrà, e avrà diciamo purtroppo delle conseguenze pesanti, perché tu, se continui, a parte il fatto che, se guardiamo questo famoso Marchetto Penso, viene da ridere, sarebbe da piangere. Qua c'è una situazione che questo qui è un poveretto, con questo non è che lo vogliamo giustificare, sia chiaro, perché quello che ha fatto un gesto che è assolutamente condannabile, e ovviamente si prenderà le conseguenze. Il fatto è che questo sta continuando a tornare, e lo incontriamo per strada. Io l'ho incontrato 2 o 3 volte, ho detto: ma cosa stai facendo qui? Mi fa, io ho detto: va che ti rovini, ormai sono rovinato, e invece, insomma, non lo so se c'è un modo di recuperare questa persona, e quindi c'è questa situazione che
vi informiamo, e un po', devo dire la verità, un po' dispiace perché insomma a parlarci non sembra un delinquente, non sembra, mentre l'altra situazione che ho detto prima è una persona totalmente fuori di sé, completamente pericolosa per se stesso e per gli altri, soprattutto per gli altri non si capisce perché continua a rimanere libero di fare quello che vuole. In questo caso, questo qua, con l'eccezione di quell'episodio che ha avuto con quel poliziotto, non sembrerebbe una persona, diciamo, pericolosa, però questo è tanto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Visibile soprattutto sul colore giallastro del cielo e sui residui lasciati sulle auto e sulle vesti, la sabbia proveniente dal deserto del Sahara, qui trasportata dal vento di scirocco. Anche la neve sull'arco alpino ha subito un cambio di colore proprio per questo pulviscolo che giunge a terra, mescolato all'acqua piovana, un fenomeno che non provoca danni se non eventualmente ai soggetti che già soffrono di disturbi respiratori. Nel frattempo, a partire da oggi, il meteo segnala un miglioramento, anche se la situazione idrogeologica e idrica in alcuni bacini resta in fase di attenzione gialla. Possono evidenziarsi fenomeni di instabilità fino a domani. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. La situazione idrica e idrogeologica dei fiumi viene tenuta sotto costante controllo anche dalla Protezione Civile di Chioggia. Questo filmato era sulla pagina social Facebook della Protezione Civile di Chioggia e la didascalia afferma: dopo 30 ore di pioggia continua, questa è la situazione del torrente Mae in Val di Zoldo. Prepariamoci perché arriva anche nei nostri fiumi. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.